Oltre mezzo quintale di cocaina purissima, droga che sul mercato dello spaccio avrebbe potuto fruttare una cifra da capogiro, circa 15 milioni di euro. E la provincia di Treviso che si scopre crocevia del narcotraffico internazionale. Il carico è stato scoperto dai carabinieri in un'azienda di Castelfranco, risultata completamente estranea ai fatti. Qualcosa nel ritiro dei 2 borsoni neri, chiusi con dei lucchetti in cui viaggiava lo stupefacente, da parte dei corrieri della droga deve essere andato storto. Non ha precedenti e quindi questo ci apre naturalmente uno scenario diverso, il quantitativo è importante, si parla di narcotraffico, adesso dovremo stabilire la destinazione di questa sostanza stupefacente. Il carico era partito con un container alla fine di febbraio dal Perù, assieme a materiale per il confezionamento di cuscini, materassi ed altri prodotti tessili. Un mese di navigazione per approdare al porto di Genova, quindi il trasporto in treno fino a Padova. Da qui a Castelfranco, infine, la merce ha viaggiato a bordo di un camion. Sono stati gli stessi dipendenti del magazzino della ditta castellana ad accorgersi che quelle 2 borse erano sospette, prima che la ditta veneziana, detto lo smistamento delle merci, venisse a ritirare a sua volta parte del contenuto del container. Noi abbiamo avuto la massima collaborazione, è stata l'acutezza anche di alcuni dipendenti di questa azienda che ci ha permesso di rinvenire questo ingente quantitativo di droga. Il sequestro da record messo a segno dai carabinieri trevigiani, oltre alle indagini internazionali, apre spazi a scenari ed ipotesi sul narcotraffico in larga scala gestito dalla malavita. I 48 panetti forse dovevano essere ritirati prima di giungere nella Marca, ma non è da escludere che qualche organizzazione solida e ramificata abbia la sua base operativa proprio nella nostra provincia e che si sarebbe dovuta quindi occupare di immettere la droga nel mercato del nord-est.